Emergenza di pioggia, allarme rosso per la siccità, soprattutto sul Po. Vertice tra ministeri e le regioni chiedono che venga dichiarato lo stato di emergenza. ANPI Veneto, non ci sarà acqua per tutti. La secca del Brenta porta alla luce frammenti di ossa sul Greto all'altezza di Campo San Martino, sopralluogo del medico legale disposte analisi per capire se si tratta di resti umani. Esplosione di violenza a Portoviro, un uomo ha prima pestato a sangue l'ex datore di lavoro davanti a un bar, poi è tornato a casa, ha tentato di strangolare la moglie, l'uomo bloccato dai carabinieri, polizia locale. Sono in condizioni disumane, speriamo nell'udienza di domani. Parla l'avvocato bassanese della padovana Francesca Scalfari, dal 7 giugno con il marito inglese in carcere a Zanzibar. Deve avere il massimo della pena, sdegno e rabbia non cade il paese d'origine del 36enne che ieri è maestra al volante drogato, ha travolto sul marciapiede e ucciso un 25enne. Da qui non ce ne andremo finché il comune non ci darà una casa. Le parole della famiglia tunisina che ha occupato abusivamente un appartamento in quartiere Pertini, a Mestre. Paura per l'incendio di una bomba al fosforo della seconda guerra mondiale trovata nei cantieri della TAV ad Altavilla Vicentina. Le operazioni per renderla inerte durate fino a 3 ore. Domani alle 8 artificieri al lavoro a Cismondi Valbrenta per il disinnesco dell'ordigno bellico da 1000 libre, bloccata la statale 47 Valsugana tra le province di Vicenza e Belluno. TG Veneto, ben ritrovati, partiamo. TG Veneto, ben ritrovati, partiamo dalla siccità e lo facciamo proprio con il sondaggio di Ring di questa sera. Il tema è importante, quanto mai attuale: incubo, siccità, pronti a razionare l'acqua? È la domanda che vi facciamo. Se la vostra risposta è affermativa, componete lo 0422 16 26 691, se invece è negativa lo 0422 16 26 690. La chiamata è sempre gratuita, se sentite occupato il vostro voto è stato registrato. Ed è proprio l'apertura del nostro notiziario, l'emergenza siccità in Veneto, Adige e Brenta quasi a secco, Sile ben al di sotto dei minimi storici, sotto osservazione il Po con il cuneo salino risalito di oltre 20 km, con la prospettiva di un ulteriore aumento delle temperature. Si deciderà nei prossimi giorni quali appezzamenti continuare ad irrigare e quali invece abbandonare. Non c'è acqua per tutti, anzi direi quasi per nessuno, perché in questi giorni parecchi fiumi sono veramente a secco. Non c'è più acqua e nei prossimi giorni ci sarà l'inevitabile roulette russa per decidere quali appezzamenti salvare e quali abbandonare alla distruzione dell'arsura. Una situazione delicata quella dell'acqua in Veneto, e non solo vista dai consorzi di bonifica, ma soprattutto dal Ministero, con Patuanelli che conferma l'incontro di tutti i dicasteri coinvolti: agricoltura, ecologia, finanza, affari regionali. E sono proprio le regioni che chiederanno mercoledì al governo la dichiarazione dello stato di emergenza per la siccità, allo scopo di dare priorità all'uso umano e agricolo della risorsa idrica e di mettere a disposizione risorse, anche nel PNRR, per creare nuovi invasi, ma anche per convincere i territori che tengono stretta l'acqua dei propri laghi ad aprire le condotte. Vediamo l'autorità di bacino se riesce così a definire un piano di rilascio anche per quanto riguarda il Corlo, che ci potrebbe così alleviare un pochettino la situazione, migliorare un po' la situazione per qualche giorno, però diciamo che comunque i paesi di montagna cercano di trattenersi l'acqua anche perché ha una valenza turistica. Certo che però noi sappiamo che c'è una norma che prevede una certa graduatoria per l'utilizzo dell'acqua, quindi potabile per l'uso agricolo e poi per gli altri usi, quindi spero che ci si metta una mano sulla coscienza e si renda operativa una norma che è di buon senso. Veneto che sottolinea come già ad aprile sia stato lanciato l'allarme siccità ed ora si rischia di agire troppo tardi. Osservato speciale il Po con il cuneo salino risalito di una ventina di chilometri fino oltre Ponte Lago Scuro. Dai gestori del grande fiume comunque è arrivata l'indicazione di proseguire con l'irrigazione, diminuendo però i prelievi del 20% per continuare a garantire l'afflusso di acqua anche al delta. Situazione ancora più critica per Adige e Brenta, dove si pensa dei mini mose pur di fermare la risalita del sale dal mare. Non era mai successo, però quest'anno l'acqua è pochissima e bisogna cercare di turnare le varie zone in modo che almeno in una piccola porzione del comprensorio ci sia la possibilità per 4-5 giorni di irrigare, ma già abbiamo capito che ci sarà difficoltà anche all'interno delle piccole zone che andiamo a turnare, quindi
ci confronteremo con le associazioni di categoria per rendere noto la difficoltà che c'è e per capire se ci sono suggerimenti per migliorare il piano che abbiamo redatto, che abbiamo steso. A Campo San Martino, dove la siccità ha fatto riemergere delle ossa dal greto del Brenta. Dove c'era l'acqua, adesso riemergono le ossa. La tristissima congiuntura climatica che porta in secca anche un fiume come il Brenta ha fatto emergere il ritrovamento di alcuni frammenti d'ossa sul Gretto all'altezza di Campo San Martino. Sul posto è arrivato per un sopralluogo il medico legale che non è stato in grado di dire subito se si trattasse di ossa umane o di ossa animali. Per saperlo occorrerà attendere l'esito delle analisi disposte sui resti. La cronaca ci porta a Portoviro, dove un uomo in mattinata ha prima aggredito con calci e pugni l'ex datore di lavoro, un imprenditore agricolo e vallivo, lasciandolo a terra insanguinato, e poi, una volta fuggito verso casa, si sarebbe scagliato contro la propria moglie stringendole le mani al collo. Entrambi gli aggrediti sono stati soccorsi dagli operatori del SUEM 118 e sono ora ricoverati all'ospedale di Rovigo. Non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono subito intervenuti la polizia locale, guidata dal comandante Maurizio Finesi, le pattuglie dei carabinieri. Sono stati poi questi ultimi a raggiungere l'aggressore a casa, a bloccarlo, accompagnandolo in caserma. Sono in condizioni disumane, speriamo nell'udienza di domani. Parla l'avvocato bassanese di Francesca Scalfari, Simon Hood. I due coniugi dal 7 giugno in carcere a Zanzibar, sono padovani, accusati tra l'altro di riciclaggio di denaro. Oggi la visita in carcere del fratello di Francesca. Il sogno di costruire un resort, l'amore per Zanzibar e la sua gente che traspare dai loro volti sorridenti e anche dalle parole del figlio che adesso è dei nonni che vivono nella bassa padovana. Tutto si è trasformato in un incubo per Francesca Scalfari, 45 anni, da 20 anni residente nell'isola africana con il marito, cittadino britannico Simon Hood. Convocati in tribunale il 7 giugno per una vicenda giudiziaria relativa proprio alla realizzazione del resort di loro proprietà, scoprono 13 capi di imputazione pendenti a loro carico, tra i quali l'accusa di riciclaggio di denaro che non prevede neppure il rilascio su cauzione. E da allora si aprono per loro le porte del carcere, dove oggi hanno ricevuto la visita di Marco, il fratello di Francesca, che ha appena comunicato da Zanzibar con il legale bassanese che segue la vicenda. Il fratello ha trovato sia Francesca che Simon molto dimagriti, versano in condizioni sanitarie comunque preoccupanti. Francesca è stata spostata, adesso è con 20 donne in un unico stanzone, 15 in questo momento hanno il ciclo, hanno un unico bagno in condizioni pietose, sono rimasti sia sabato che domenica senza acqua, però ecco, quindi questa è la situazione sanitaria. Lui è sempre con questi 200 uomini in una grande stanza, sono molto provati. Quindi l'appello che stiamo lanciando su tutti i canali possibili è che vengano, domani chiederemo la scarcerazione. Scarcerazione o arresti domiciliari. Questa è la richiesta che domani i legali porranno ai giudici di Zanzibar, fatti che risalgono agli anni 2017-2019, quelli di cui sono imputati i coniugi, che per realizzare il resort su una terra di proprietà di Simon Hood avevano trovato dei finanziatori in una coppia di bassanesi, Giovanni Viale, Liliana e Isabella Ferro. I dissapori tra i 4 soci portano a un processo in sede civile che finisce con una sentenza in favore di Francesca e Simon, che come richiesto dal tribunale versano la somma stabilita su un conto fiduciario appoggiato su una banca di Zanzibar. Nel 2019, racconta l'avvocato Castagnaro, anche l'azione penale avviata viene archiviata. Non ci si aspettava assolutamente, perché i fatti, ripeto, sono fatti che vanno dal 2017 al 2019, non c'è nessuna evidenza nuova, non c'è nessun fatto nuovo, quindi non si capisce come mai adesso improvvisamente siano stati incarcerati. Attorno a Francesca e Simon scatta una gara di solidarietà anche attraverso la pagina Facebook Support for Francesca and Simon. Domani è un giorno importante per loro. All'udienza in tribunale saranno presenti anche l'ambasciatore italiano e un delegato dell'ambasciata inglese. Shock nella comunità di Roncade, dove risiede Alberto Crozzolin, 37enne, che ieri sotto l'effetto di droghe ha travolto e ucciso un 25enne con la sua automobile. Durissimo il commento del sindaco Zottarelli: non è stata una disgrazia ma un omicidio. A 36 anni sei un uomo fatto,
non sei un ragazzo. Mentre era un ragazzo, quel giovane che è morto, 25 anni, sulla sua strada, percorreva una via protetta, perché era una pista ciclabile con dei paletti, ed è stato stroncato da una persona che era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Un fatto assolutamente inaccettabile. La velocità folle, ma soprattutto le condizioni alterate dalla droga. Se non fosse stato di domenica, la Volkswagen Polo guidata da Alberto Crozzolin, 37 anni, di Roncade, ex calciatore in terza categoria, completamente fuori controllo, avrebbe potuto travolgere decine di bambini e genitori della scuola elementare Cesare Battisti. Non ci sta Pieranna Zottarelli, sindaco di Roncade, comune in cui Crozzolin risiedeva, a parlare di disgrazia. La droga te la vai a prendere, quindi sei cosciente nel momento in cui la assumi che ti stai drogando e che ti stai mettendo in pericolo tu e soprattutto stai mettendo in pericolo delle altre persone. Questo è un fatto assolutamente inaccettabile. È stata una notizia devastante che mi è stata data ieri e che mi ha turbato tantissimo proprio per la vittima. Ci deve essere verso chi si è messo nelle condizioni di creare questa situazione la massima severità. Crozzolin, che ha anche precedenti per rapina, zizzagando, si calcola almeno a 120 km/h, ha preso diversi pali per carambolare contro Dembelo Cuele, 25 anni, di origini maliane, che in quel momento stava passando in bicicletta. Un destino atroce per il giovane dipendente di Fincantieri che avrebbe dovuto sposarsi a breve, morto praticamente sul colpo sotto gli occhi atterriti di decine di passanti e residenti in pieno pomeriggio. A rabbaltare tutti questi alberetti qua e l'albero e il piccoso della luce andava forte, insomma. È uscito dalla macchina scalzo, mia moglie deve averlo visto, aveva una maglietta insanguinata, poi con un pallone cercava di giocare ma era fuori di testa e dopo è scappato. È incredibile perché il muso della macchina era rivolto in là. Se veniva da lì e si è rovesciato, il muso doveva andare in là. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale. Fonti fanno sapere che tutte le carte sono già arrivate in procura. Contro Crozzolin si procederà con l'accusa di omicidio stradale. Non v'è dubbio alcuno sulla dinamica dell'incidente e gli esami tossicologici eseguiti ieri hanno confermato lo stato di alterazione dell'uomo, positivo a cocaina e cannabis. Da genitore, anche perché sono coetanei i genitori e quindi posso capire lo strazio che stanno vivendo loro e anche tutti gli altri loro congiunti, ecco. Anche per le circostanze con cui la situazione si è creata, non posso usare il termine disgrazia, perché questo è proprio un omicidio a tutti gli effetti. Restiamo a Mestre, parlano gli occupanti di un appartamento in quartiere Pertini. Non abbiamo intenzione di andare via con una bimba piccola, devono assegnarci una casa, la loro storia. Io ho ancora giù una bambina piccola, 1 anno, 8 mesi, incinta. Ce l'hai un'altra figlia, 12 anni. Dove vai? Io dormi a strada, a giardina. A parlare è la 35enne che insieme al marito una decina di giorni fa ha occupato un appartamento non ancora assegnato in via Vianni, in quartiere Pertini a Mestre. La coppia ha 3 figli, una di 12 che vive con amici dei genitori, una di poco più di 1 anno e uno in arrivo. Il marito guadagna circa 1.000 euro al mese con lavori a chiamata, ma non bastano, dice lei. Io non voglio dormire fuori con la bambina, le zanzare la divorano, continua. È un mio diritto avere una casa. Guarda la piedi di lei. Aspetta, guarda. Guarda la piedi. Guarda, tutte zanzare qua. Non posso dormire fuori perché è cittadinanza questa italiana, marito italiano. Io obbligatori dormi a casa, non a giardina. Quanti la comune? Senti a me e trova a me una cosa per dormire, io esci, senza casa io non posso esci niente. Però questa casa andava assegnata, Chiara, nelle liste. Questo è un problema di comune. 130 case qua, non è chiude. Un problema. No, problema di comune, no problema da me. Lei capisce che voi avete fatto una cosa che è illegale, non si fa. Chi fate io? Chi fate? Apri casa per mia figlia, non per me. Per i bambini, non per me. Quindi voi non avete intenzione di uscire da qui? Non uscire da qui. Niente, non esci di questa casa. Gli occupanti di questo appartamento in via Vianna non hanno alcuna intenzione di andarsene. Loro dicono: abbiamo una bambina piccola, un'altra deve arrivare, se ne deve occupare il comune. Noi questa casa non la lasciamo. A meno che non venga assegnato un appartamento comunale, l'unico che possiamo permetterci di pagare, dice il marito, 32enne con cittadinanza italiana, al telefono. Io non voglio fare una cosa regolare,
Io non ce l'ho nessun problema del comune a pagare l'affitto del comune, fare tutte cose del comune, non ce l'ho nessun problema. Il comune ha fatto una cosa non va bene che non aiuta me e lascia 130 case chiude e io hai strada, capito? Io ho fatto no bene e il comune non ha fatto bene. Ma il comune ha le mani legate perché la coppia risulta residente nel Casertano. La nuova variante B5, parliamo di Covid, sta prendendo piede in Veneto, è già arrivata al 22%. L'esperto immunologo conferma l'aumento dei contagi in estate, era previsto dagli esperti. Quello che è successo in Portogallo, che è stata un'ottima spia del futuro, è dato il fatto che si sono allentate totalmente le misure di contenimento, questo è quanto uno si aspetta, né più né meno. Togliere le mascherine durante una pandemia, perché non è ancora finita la pandemia, non può portare ad altro. Per favore che non salti fuori che abbiamo allentato le mascherine perché il virus è più buono e cose di questo genere. Cioè abbiamo allentato le mascherine per motivi tutt'altro che medici, perché comunque il virus c'è ancora e le misure di sicurezza che tenevamo nel passato oggi non ci sono più. Questo è quanto succede. Ricordiamoci che comunque il virus è un po' più bravo di quanto lo fosse poco tempo fa e di conseguenza avere l'infezione, non la malattia, parlo dell'infezione, non è una cosa assolutamente inattesa. In questo momento negli ospedali, nelle terapie intensive, si vedono come ricoverati soltanto le persone che non si sono vaccinate. Quindi i famosi Novax, di cui abbiamo tanto parlato, sono quelli che oggi frequentano gli ospedali, la malattie infettive, la pneumologia, la terapia intensiva. Per cui l'invito a vaccinarsi rimane sempre più forte. Sulla quarta dose le persone che hanno dei problemi di, delle comorbosità o altro ancora, o sono molto anziani, secondo me dovrebbero farla. Andiamo nel Vicentino, paura per l'incendio di una bomba al fosforo della seconda guerra mondiale che è stata trovata nei cantieri della TAV all'altezza di Altavilla Vicentina. Notte di paura ad Altavilla Vicentina per l'incendio di una bomba al fosforo della seconda guerra mondiale trovata nel cantiere della TAV che ha sollevato un'alta colonna di fumo. L'episodio ha tenuto tutti con il fiato sospeso ieri sera tra le 21 e l'1 di notte. Ordigno che forse a causa delle condizioni climatiche ha innescato la reazione. È stato rilevato una reazione chimica su un ordigno già delimitato in precedenza, una bomba al fosforo che quindi ha dato origine a appunto una specie di brace ardente che ha sprigionato una nuvola di fumo che inizialmente si dirigeva verso nord e poi invece il vento è cambiato e si è diretta verso sud-ovest. Zone occupate da campi o fabbriche, non c'è stata necessità di evacuare abitazioni e i vigili del fuoco hanno appurato che il fumo era inodore e che proveniva da una zona doppiamente recintata. Hanno creato una prima zona di sicurezza con la chiusura di strada del Melaro, zona che si è man mano allargata quando si è accertato che si trattava di sostanze esplodenti ed è stata chiusa per qualche ora anche la tratta ferroviaria Milano-Venezia. Notte impegnativa, sindaco sul posto con prefettura, forze dell'ordine, vigili del fuoco, gli artificieri dell'8° reggimento di Legnago che poco prima dell'1 di notte hanno reso inerte l'ordigno. La bomba è stata annegata in una specie di sarcofago, annegata d'acqua, quindi sono intervenute ben 2 autopompe dei vigili per riempire questo contenitore e ulteriormente è stata sotterrata con l'intervento di una nostra ruspa. Quindi adesso è annegata e sottoterra, quindi è stabile già in acqua. Per quanto riguarda il brillamento non si sono date precise perché ci sono altre situazioni in corso e tuttavia noi pensiamo che in settimana la cosa sia definita. Domani sarà bloccata la statale 47 tra le province di Vicenza e Belluno per il disinnesco di una bomba da 1000 libbre.
Sconto alla rovescia per il Bomba Day di martedì 21 giugno a Valbrenta, in località Cismon del Grappa. Entro le 7:40 gli abitanti di Cismone e Collicello dovranno lasciare le loro case, portando con sé anche gli animali domestici. Bloccata erogazione di luce e gas, alle 8 partirà il lavoro degli artificieri per lo spolettamento dell'ordigno bellico americano da 1000 libbre della Seconda Guerra Mondiale, rinvenuto in un cantiere in pieno centro del paese. Alle 6 il COC sarà allestito all'ex municipio di Valstagna, dove oltre al sindaco Luca Ferrazzoli saranno presenti anche prefetto e questore, che seguiranno le operazioni molto delicate vista la tipologia della bomba e la sua collocazione. Terminata la prima parte del lavoro, l'ordigno sarà caricato su un apposito mezzo e trasportato in una cava di Rossano Veneto, dove sarà fatto brillare. Già individuati e studiati 2 percorsi possibili da Cismon a Rossano. E anche in questo caso dovrà essere garantita la massima sicurezza. Dalle 6 alle 17 saranno chiuse la statale 47 Valsugana, dal Romano Nord alla Galleria di Arsier e le parallele interne. Chiusi i sentieri, chiusa la ciclabile, vietato il sorvolo dell'area. Bloccati gli autobus che stanno sostituendo i treni causa manutenzione della rete ferroviaria. L'appello del sindaco Ferrazzoli è uno solo. No polemiche, no critiche, no ragionamenti, è il momento di ubbidire. Ogni tanto nella vita capita anche questo, perché è importante che gli artificieri facciano quello che devono fare nel modo più rapido e indolore possibile. Vi ricordo l'appuntamento questa sera con Ring, 21 e 15 con Ferdinando Avarino. Ci saranno Maria Conte, sindaco di Treviso, l'onorevole Diego Zardini, Partito Democratico, Tommaso Razzolini, Fratelli d'Italia, poi il politologo Paolo Feltrin e Tommaso Ebert, giornalista e scrittore, autore del libro su Leonardo Del Vecchio. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Dopo di noi TG Venezia, arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Bentrovati al meteo. Martedì 21 giugno, solstizio d'estate, l'anticiclone africano domina ancora l'andamento del tempo, avremo caldo intenso e clima afoso. Nel dettaglio sul Veneto tanto sole ovunque, cielo al massimo poco nuvoloso, possibile instabilità sui rilievi nel corso del pomeriggio con qualche temporale di calore e in serata non si escludono locali sconfinamenti anche sulla fascia pedemontana e l'alta pianura. Temperature elevate e alti tassi d'umidità, minime tra 17 e 24 gradi, massime comprese invece tra i 31 e i 36 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo sereno o poco nuvoloso, sui monti occasionali rovesci nelle ore pomeridiane. Temperature minime sui 19-23 gradi, massime intorno ai 30-33 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, ampio soleggiamento solo con qualche acquazzone a carattere sparso con il passare delle ore. Temperature minime intorno ai 20 gradi, massime sui 35-36 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.